Eder. Mech. Pallister. Capisci, oggi è il 9 marzo, capisci? Quella mattina io ho bevuto un caffè e poi sono andato a fare le mie commissioni. Liliana era con me in cucina ma non ho fatto caso se stesse facendo colazione. Quando sono arrivato a casa la prima volta, la porta era chiusa con ambedue le serrature. Quando sono entrato in casa, non ho visto nulla di anomalo, solo che la luce del corridoio era accesa ed ho pensato che Liliana la potesse avere dimenticata accesa. Poi ho mangiato e credo aver guardato un po' la TV. Poi sono andato nel mio studio in via Donadoni per depositare la bicicletta e prendere la macchina. Non ricordo se ho girato nelle altre stanze della casa, potrebbe essere, non lo escludo. Dopo il magazzino, sono entrato di nuovo in casa e, ad un certo punto, sono andato in soggiorno. Non ricordo se ho notato subito la presenza dei telefoni di Liliana. Nel senso che non ricordo se mi sono accorto dei telefoni quando ho sentito arrivare il messaggio di Gabriella o se li avevo notati prima del messaggio. I due telefoni di mia moglie erano sul tavolino accanto al divano ed erano accesi. Ho percepito che mia moglie era scomparsa dopo aver letto il messaggio di Gabriella. L'ho chiamata con il telefono di Liliana e le ho detto che Liliana non era ancora tornata a casa e se passavano da me per parlarne. Quando sono arrivati, io non avevo ancora percepito che Liliana fosse scomparsa, anche perché né Gabriella né Salvo mi avevano detto che Liliana non si era presentata all'appuntamento con Claudio. Cosa che ho poi saputo parecchi giorni dopo. Ad una certa ora, credo verso le 7 di sera, Gabriella ha detto che avremmo potuto provare a telefonare agli ospedali e così Gabriella ha fatto telefonando, senza esito. Poi ci siamo recati in questura a fare la denuncia di scomparsa su consiglio di Gabriella e Salvo. Ho guardato dentro ai telefoni di mia moglie ed ho letto dei messaggi, che poi ho capito essere stati scritti da Sterpin Claudio. Non ricordo però se l'ho fatto quello stesso giorno o nei giorni successivi. Ho usato anche il telefono per telefonare ad alcune amiche di mia moglie, forse anche il giorno stesso. Non ho cancellato niente da quei telefoni. Come ho detto prima, ho chiamato amiche di mia moglie ma non ricordo se quel giorno stesso o nei giorni a seguire. Sterpin l'ho chiamato ma non ricordo se lo stesso giorno o giorni dopo. Lui mi ha risposto di essere a Basovizza, a pranzo, insieme alla figlia e che se volevo ci potevamo incontrare dopo. Nella circostanza mi ha detto che Liliana andava a casa sua ogni martedì a fare commissioni ma io, questo, non lo sapevo ed ho pensato che fosse il solito vecchietto a cui Liliana andava a dare una mano. Con Sterpin non mi sono mai visto. Quando ho realizzato che mia moglie era scomparsa, non ho trovato nulla di suo in casa che mi facesse ritenere che si fosse allontanata per non tornare più. Quando mia moglie è scomparsa, non avevo notato in casa la sua borsetta che il 23 dicembre è stata ritrovata nell'armadio in camera da letto con il portafoglio di mia moglie ed altri oggetti al suo interno. Ne ho ritrovato scritti suoi in cui mi spiegava le ragioni del suo allontanamento. Mia moglie non mi ha mai parlato di Sterpin. Dell'amicizia tra Liliana e Sterpin Claudio non lo sapevo proprio, conoscevo la persona ma non sapevo come si chiamasse. Sapevo che a suo tempo Liliana aveva avuto una relazione con lui. Lo sapevo perché me lo aveva detto Liliana stessa. Era successo nel periodo in cui correva negli anni '80 prima che conoscesse me ma non sapevo il suo nome. Non ho mai avuto figli con lei, però Liliana, un paio d'anni dopo che ci siamo conosciuti, era rimasta incinta ed aveva abortito. Il figlio non era mio e lei non mi ha mai voluto dire di chi fosse e non ne abbiamo più parlato. Mi ha chiesto solo di perdonarla ed io l'ho perdonata. Era il primo periodo in cui ci frequentavamo ma io stavo ancora a casa con mia moglie. Ci vedevamo nei weekend.
Ricordo che quella notte eravamo in macchina e lei aveva già preso l'appuntamento per l'aborto all'ospedale maggiore. Abbiamo trascorso assieme la notte e poi, il giorno dopo, l'ho accompagnata all'ospedale maggiore dove ha abortito. Che io sappia non l'ha mai confidato a nessuno oltre a me, nemmeno a colui che l'aveva messa incinta. Non ne abbiamo più voluto parlare. Non ho idea, non le avevo mai viste prima le chiavi rinvenute nell'armadio della camera da letto appese ad un portachiavi a forma di cuore rosso. Lei sa a cosa fa riferimento quella chiave? Che io sappia mia moglie non aveva amiche o amici che vivono in zona San Giovanni. Non abbiamo avuto a disposizione altri locali in quella zona, solo l'appartamento di via Verrocchio. A Liliana con Sterpino ho fatto alcune foto, forse 3-4 quando Liliana faceva atletica. Poi ho fatto a loro una foto qualche tempo fa, mi sembra nel 2020, ad una festa di bersaglieri. Conosco Pino e Laura, abitano a Romans di Sonzo, siamo amici da tanto tempo e ci siamo anche frequentati nel corso degli anni. Pino lo conosco da tanti anni ed andavano in sauna assieme nei bagni pubblici a Gorizia, ancora prima che Pino entrasse in polizia. Con loro mi sono visto il giorno di Santo Stefano perché mi avevano invitato a pranzo. Mi avevano telefonato dicendomi che avevano tanta roba da mangiare avanzata dal pranzo di Natale e mi hanno invitato da loro. In quella circostanza gli ho portato alcuni hard disk affinché me li custodissero. Stavo male in quei giorni ed avevo paura di morire. Non volevo tenerli a casa perché non volevo che, in caso morissi, finissero in mano di persone a cui non ci tenevo. Essendoci custodite tantissime foto personali di me e Liliana che consideravo preziose per me. Non gli ho mai chiesto di custodire altro di mio. Ho la casa piena di roba, potrebbe essere anche che ci sono rotoli di spago o pezzi di cordino ma non saprei dirlo con certezza né dire il contrario. Le chiavi di riserva del nostro appartamento le tenevamo in un portachiavi in legno appeso in corridoio. Ma io non le ho mai usate e non saprei se lei le ha usate di recente. Non ricordo quando le ho viste posate per l'ultima volta perché non ci andavo mai in quel contenitore. Acconsento che venga effettuato su di me il prelievo di un campione biologico per tipicizzare il mio profilo DNA. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.